non è che noi stiamo vivendo un particolare momento di euforia, di consenso, di effervescenza. Io metterei in campo tutti i migliori in termini di preferenze, i primi 10 preferenze li costringerei pistola alla tempia, ovviamente metaforicamente parlando. Io con il generale Vannacci non c'entro niente. Candidare i migliori, altro che Vannacci. Questo è il marcato pensiero espresso a Ringa lunedì sera, che in casa Lega ha avuto l'effetto di uno tsunami, con l'assessore regionale che ha anche rivelato di non aver mai ricevuto una telefonata dalla segreteria veneta del Carroccio, quindi Alberto Stefani, con richieste di candidatura a Bruxelles, e poco importa se Marcato detenga tutt'oggi il record di politico regionale più votato, ma con Bulldog Marcato di fatto si schiera a sorpresa Dimitri Coina, segretario trevigiano del partito, lo ha fatto sempre via Ring. Io penso che per quanto riguarda le elezioni europee, come ha toccato prima Roberto, farei anch'io la stessa cosa. Candiderei tutte quelle persone che sono in grado e hanno dimostrato di essere in grado di essere dei grandi catalizzatori di consenso. Quindi anche Zaia? Potendo scegliere, io candiderei Zaia, candiderei Marcato, candiderei Tony Darè, candiderei Federico Caneri. Fosse per Coina, quindi il Carroccio dovrebbe giocarsi anche la carta Zaia, probabilmente fa intendere il leghista trevigiano, lo stesso leader Salvini ha già fatto un passo in tal senso. Luca sa perfettamente cosa vuole fare, immagino che una richiesta in questa direzione magari anche il segretario federale gliel'abbia fatta, ma queste sono interlocuzioni tra di loro che sono abbondantemente sopra quelle che sono le competenze di un segretario provinciale.